Buongiorno da Andrea Maggi, Rovighi in diretta, siamo in Comune di Taglio di Po, siamo col vice sindaco Matteo Sacchetto perché sta nell'immaginario l'isola di Ariano sta diventando l'isola delle galline, nel senso che ci sono allevamenti importanti, un ovaiolo con 1.300.000 capi, ma poi dopo soprattutto quelli con gli allevamenti a terra che stanno creando anche problemi dal punto di vista odorifero da una parte e forse anche di inquinamento per la pollina dall'altro. Fatto sta che c'è un progetto per ampliare questo. Come siamo messi con questo progetto? Il progetto è stato presentato il 24 di novembre in provincia dalla società agricola Erica e ha ripreso un progetto già presentato dalla stessa azienda nel 2017. Il progetto nuovo però è ampliato, cioè duplica i capi che sono presenti, quindi sono circa 290, anzi sono più di 295.000. E abbiamo già altri impianti di questo genere, non così grandi, che, come dicevi giustamente tu, hanno un elemento fondamentale di negativo, cioè gli odori che emanano. Soprattutto la frazione di Mazzorno ci ha sollevato questo problema, perché se prima avevano già questo problema di forte impatto d'origine, adesso il problema sarà esponenzialmente maggiore. L'azienda ha presentato il progetto garantendo che questi problemi non ci saranno, anche problemi di tipo sanitario quali la pollina e quindi i problemi di ammoniaca nell'aria, di immissioni. Noi ovviamente dal punto di vista del comune abbiamo in corpo solo la questione tecnico-urbanistica, quindi la regolarità del progetto e la conformità di questo genere, quindi urbanistica. Tutta la questione ambientale è rivolta ovviamente di competenza della provincia. Quindi il comune potrebbe solo dire sì o no se non ci sono i parametri per il discorso urbanistico, che tra l'altro ci sono, quindi dal vostro punto di vista non avete grandi armi per poterlo bloccare? Allora, ci sono nel senso che comunque l'ufficio tecnico con il dirigente, l'architetto Paolo Adian, ha già presentato il 28 di dicembre, se non ricordo male le osservazioni a questo progetto. Tra queste osservazioni ci sono anche delle non conformità urbanistiche. Vedremo poi la risposta dell'azienda agricola, come eventualmente rimedierà a questo. Ci diceva che anche la regione si sta interessando di questo, Corazzari in particolare sta facendo degli studi per vedere se effettivamente può creare problemi o meno, però dal punto di vista poi pratico, la vocazione turistica che tutti stiamo decantando, io ero pochi giorni fa a Porto Tolle, dicevano il turismo sta superando come importanza forse la pesca, quindi questa qua è già una dichiarazione importante e noi ci aggiungiamo questo carico da 90 di non dico inquinamento, ma in ogni caso il problema odorifico è un problema grossissimo. Quindi secondo lei regione e provincia hanno i numeri per poterlo bloccare? O meglio, vogliono bloccarlo? Punto di domanda. E tu hai colto nel segno una cosa importante, cioè la destinazione che vogliamo dare, la vocazione che vogliamo dare al nostro territorio. Abbiamo sempre combattuto perché questo territorio sia un territorio a vocazione turistica, ambientale. Di fatto stiamo diventando terra di conquista di allevamenti anche intensivi di questo genere, con le conseguenti problematiche di emissioni, di odori e quant'altro. Abbiamo interessato in particolar modo, come dicevi giustamente tu, l'assessore regionale Corazzari, perché è del suo settore poi questo tipo di intervento. La provincia, abbiamo cercato di fare fronte comune per trovare il modo di capire proprio come regolamentare questo tipo di presentazioni di progetto. Stiamo verificando effettivamente un aiuto da parte di questi enti. Abbiamo trovato anche una sensibilità sia da parte anche dell'ente parco nel trovare una soluzione per bloccare, quantomeno imponendo dei vincoli, cercando degli strumenti urbanistici e ambientali per cercare di, se non bloccare, quantomeno moderare questo tipo di intervento nei nostri territori. Quindi lo scopriremo solo vivendo?
Lo scopriremo solo vivendo. Il nostro scopo è quello di tutelare il nostro ambiente. Nulla in contrario all'attività imprenditoriale della società Erica, per carità, ha il suo interesse economico, ma noi dobbiamo difendere le nostre frazioni, i nostri cittadini e il nostro territorio.